Seconda corsa, premio Carlotta Alice e Matilde. È una categoria F, ci sono i gentleman in salchi. Sono in 7 al via dopo il ritiro del numero 7, lo schieramento. 1 Victory Route B, Lucia Pasqualini. 2 Violet and Glory, Giuseppe Colantonio. 3 Upper Trio, Andrea Orlandi. 4 Regensburg, Fabio Marchino. 5 Victoria Best, Cristoforo Chianese. 6 Urla del Vento, Michele Canali. In seconda fila 8 Osiri Deron, Michela Rossi. Rinuncia al lancio Urla del Vento, mentre Osiri Deron decide di partire dietro Upper Trio. Parte piano Victory Route B. L'errore di Upper Trio. È veloce Violet and Glory al pari di Regensburg. Numero 3 Upper Trio squalificato. Vediamo Regensburg insistere all'esterno. Sembra condiscendente Giuseppe Colantonio con Violet and Glory e lascia sfilare l'avversario. Quindi Regensburg in vantaggio dopo i primi 200 metri in 15,8 e passa al comando con tutta la gradualità del caso davanti a numero 2 di Violet and Glory, poi Victoria Best, Victory Route B, mentre all'esterno avanza Osiri Deron. Cavalli sulla seconda curva, sempre in vantaggio Regensburg con Fabio Marchino affiancato dal compagno d'allenamento Osiri Deron. 46,6 i primi 600 metri, siamo al passaggio davanti alle tribune. Ora Osiri Deron attacca e Regensburg lo lascia andare, quindi Osiri Deron è in vantaggio. All'esterno è Victoria Best, poi lascia la coda anche Urla del Vento. Sempre Osiri Deron davanti a Regensburg, Victoria Best, poi in terza posizione ancora Violet and Glory, mentre prova a avanzare Urla del Vento. Arriviamo al chilometro, passato in 1:17,2 da Osiri Deron. Michela Rossi al comando davanti al compagno d'allenamento Regensburg. All'esterno insiste Victoria Best, che ricordiamo ha corso anche ieri sera. All'esterno avanza ora Violet and Glory in anticipo su Urla del Vento. Siamo in bocca della penultima curva con Victoria Best che fa sul serio l'esterno di Osiri Deron, poi Regensburg apparecchiato da Violet and Glory. 200 metri o poco più al termine con Osiri Deron in vantaggio, attaccato da Victoria Best dentro Regensburg, poi anche Violet and Glory. Ultimi 50 metri, Osiri Deron in vantaggio ed è Osiri Deron che viene a vincere su una stoica Victoria Best, seconda anche oggi. Poi al terzo lotta Violet and Glory e Regensburg. Bella vittoria di Osiri Deron. Michela Rossi, il training è quello di Salvatore Valentino, 1:15,7 la media al chilometro. Rivediamo la retta d'arrivo, ottima seconda Victoria Best, percorso completamente a largo nonostante le fatiche di venerdì sera, è ancora seconda, mentre vediamo per il terzo Violet and Glory si prevale su Regensburg.